Ben ritrovati in questo appuntamento di Sardinia Tourist Call to Action. Continuiamo a parlare di come innovare, l'argomento della terza conferenza realizzata all'interno dell'aeroporto di Olbia da GEASAR in collaborazione con l'assessorato regionale del turismo e con i partner scientifici di Enity e Tourism Plus. Gli ospiti di questo speciale ci accompagneranno da vicino a capire come l'idea è diventata un'impresa, di come hanno implementato all'interno cambiamento, di come hanno portato innovazione nella loro impresa e soprattutto come sono riusciti a trovare un mercato specifico per la loro idea. Parliamo con la professoressa Francesca Caviddu, docente di Business Management all'Università di Cagliari, alla Facoltà di Economia. Ci vuoi raccontare il corso che in qualche modo aiuta i nostri studenti a fare impresa? Sì, certo, molto volentieri. Io insegno all'università in un corso che si chiama proprio Imprenditorialità e Creazione di Impresa. E l'indirizzo è Direzione Creazione di Impresa presso la Facoltà di Economia. Il corso è proprio pensato per cercare di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e quindi l'interesse dei ragazzi anche nel creare o gestire comunque un'impresa. Loro iniziano questo corso apprendendo prima delle nozioni teoriche, ma poi si va proprio a lavorare in pratica sull'idea di impresa, quindi c'è tutta una parte dedicata allo sviluppo dell'idea imprenditoriale, poi la creazione del business model sulla base dell'idea che hanno immaginato. Quest'anno per esempio il tema è stato la sostenibilità e quindi hanno creato tutte idee legate alla sostenibilità. Arrivano a fare anche quello che chiamiamo l'MVP, Minimum Viable Product, da presentare nel mercato per testare la loro idea e per capire se effettivamente la loro idea può interessare, e poi fanno anche, li stimolo anche a fare il pitch finale, quindi fanno proprio la presentazione come se fossero di fronte a una platea di investitori, e anche un elevator pitch, quindi devono fare un video di 1 minuto dove presentano la loro idea, cercando di essere il più chiari possibile, rispettando i canoni minimi necessari per veicolare la loro idea velocemente, come se dovessero presentarla effettivamente a un investitore. E quindi convincere anche eventualmente convincere i potenziali, sì, i potenziali o investitori. Io solitamente gli chiedo di parlare agli investitori. Certo. Convinci un investitore a darti soldi, questo è un po'. Quanto dura il corso di preparazione a questo? Allora, questo è un corso che dura 36 ore, quindi loro devono imparare, infatti utilizziamo il metodo Lean Startup proprio per velocizzare, perché loro in pochissimo tempo devono riuscire ad arrivare all'ideazione dell'impresa e anche alla presentazione della prima idea a dei clienti effettivi. Quindi è un corso proprio molto intenso che solitamente li appassiona perché mettono proprio le mani in pasta, cioè imparano a ragionare, a comportarsi da imprenditori. Infatti io gli dico sempre: toglietevi il cappello da studenti e mettetevi il cappello di imprenditore. Ragionate pensando che state investendo i vostri soldi in questa attività. Grazie professoressa Caviddu, sentiamo dalla voce dei due start-upper la loro esperienza. Eccoci col nostro primo start-upper, sardo, Leopoldo Casti. La tua azienda Bablu ha un progetto, Marentia, è nato qualche anno fa, raccontaci come è successo. Sì, Bablu nasce nel 2016, è un progetto che mi è venuto in mente così, quelle cose che nascono un po' dal nulla, no? Sentendo la pubblicità di una radio a livello nazionale di questa azienda che produceva acqua di mare per lo spray nasale, appunto, per le cure. Sì, per le cure. Dicevano che la prendevano dal Parco delle Cinque Terre, quindi in Liguria, dal mare stupendo e via dicendo. E quindi lì mi si è accesa quella lampadina magica e ho detto: però, bella attività, bella idea. E io ho detto, però tra di me dicevo: però il mare è bello, cavolo, ce l'abbiamo anche noi in Sardegna, no? Certo. E da lì poi io, essendo molto curioso, sono andato a vedere e c'era una realtà della lavorazione dell'acqua di mare, appunto, che partiva dal discorso medicinale, farmaceutico, e poi si sviluppava anche sul discorso alimentare ed altre strade. Tu anche. cosa facevi prima di cominciare? Io ero un impiantista, impiantista, avevo un'azienda mia di impiantistica e ho lavorato per 20 anni. Quindi su eri quel già settore. nell'azienda?
Sì, Ok, ero già quindi nello imprenditore. settore. Sì. E quindi come è cominciata poi? Ti sei staccato da questa azienda? Sì, nasce nel 2016, formiamo questa società ABBA Blu appunto e iniziamo questo percorso abbastanza lungo perché in Italia non esiste una legge che ti permette di prelevare l'acqua di mare e imbottigliarla, tantomeno di usarla per usi alimentari. Quindi c'è stata una lunga controversia con la ASL e poi soprattutto con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore della Sanità, dove poi abbiamo trovato la quadra e abbiamo capito che era un lavoro che si poteva fare, insomma, che c'erano le strade per poter proseguire. Oggi chi sono i tuoi clienti? Svariati, diciamo che parte dal mercato Horeca, alla DO, alla cosmetica, alla farmaceutica, all'acquariofilia, un po' tutto. L'acqua di mare è un prodotto molto trasversale, ecco. Prende veramente tantissimi settori e questo sicuramente ci agevola. Grazie di averci dato questa testimonianza, di aver creato un valore ancora più importante per quanto riguarda il nostro mare, e passiamo al prossimo ospite. Siamo con Simone Russo, imprenditore in Modrone, è la tua azienda, e tu hai avuto, diciamo, l'idea di unire due realtà che prima non comunicavano, cioè hai unito la possibilità di una comunicazione pubblicitaria statica, molto tradizionale, che è quella di insomma, delle realtà immobiliari, alla capacità invece tecnologica di documentare un'area, uno specifico, dando un'emozione in più a chi guarda diciamo, la comunicazione un po' più dinamica, che è quindi il video. Com'è nata questa tua idea? L'idea parte da lontano. Io nel 2014 vivevo in Australia, lavoravo nel marketing e tutti i soldi che guadagnavo li spendevo in viaggi. Ed è in uno di questi viaggi che incontro due cinesi in un posto sperduto, in un aeroporto del Kakadu National Park, un parco naturale immenso, più grande di tutta l'Irlanda messa assieme, e loro stavano raccogliendo dal ritiro bagagli una cassa militare che mi ha incuriosito, e quindi gli ho domandato cosa fosse. Io ero in pantaloncini corti e zaino in spalla, loro invece erano distinti, in giacca e cravatta, e mi raccontavano che avevano un drone. Io all'epoca, 7-8 anni fa, non sapevo cosa fosse un drone, e grazie al drone loro sorvolavano le farms, le fattorie dei contadini, e andavano a offrirgli milioni di dollari per acquistare centinaia di ettari di terreni per fare coltivazioni intensive e mandare container di cibo in Cina, perché in Cina sono più di 1 miliardo di persone che mangiano tutti i giorni e hanno finito la terra da coltivare, e quindi andavano alla ricerca di nuove terre in Australia. Ed è da là che ho unito due mondi. Sono tornato nel 2015 in Italia, c'era ancora una forte crisi nel mercato immobiliare, specialmente quello del lusso. Gli imprenditori cercavano di vendere le proprie ville agli stranieri, magari per ricapitalizzare l'azienda, magari perché le tasse sulle case di lusso erano aumentate molto, e io ho pensato di utilizzare i droni un po' come i cinesi in Australia per valorizzare gli immobili, per raccontare con una prospettiva diversa gli immobili. Quindi alzandoci con un drone si riesce a valorizzare il contesto, valorizzare l'architettura della casa, valorizzare il panorama, valorizzare se ha una piscina piuttosto che un parco. Grazie Simone. Eccoci con l'ultimo ospite di questo speciale, Gianluigi Tiddia, membro del Comitato Scientifico di Sardinia Call to Action, ma non solo, innovatore e comunicatore. Quanto è importante, Gianluigi, il contesto per l'innovazione? Grazie dell'invito. È molto importante perché l'innovazione nasce appunto nell'aggiungere valore a ciò che è già esistente, portandolo appunto a un livello superiore, quindi che siano appunto oggetti o che siano procedure che migliorino la vita delle persone. Non sempre solo per finalità economiche, ma anzi spesso e volentieri sono delle procedure che la migliorano senza avere dei ritorni, diciamo, economici, per la generosità poi delle persone che fanno innovazione, appunto. Il contesto è molto importante perché l'ecosistema, cioè le condizioni al contorno nelle quali ci si muove, possono appunto decretare il successo o l'insuccesso
dell'innovazione stessa. La Sardegna, per esempio, è sempre stata una terra fertile per l'innovazione. Ci sono stati tanti esempi negli anni, dalle prime start-up, diciamo, tecnologiche, non si chiamavano ancora così, ma parliamo di Video Online, di Tiscali soprattutto, ma ultimamente anche di Abinsula, che è una realtà molto importante. Parlaci un po' di Abinsula, cosa fa? Qual è il suo lavoro? Abbiamo visto, era ospite in questa conferenza, per cui hai dialogato con lui. Raccontaci questa esperienza di Abinsula. Sì, Abinsula è forse la startup più importante che c'è in Sardegna, e nasce da un'idea, coprendo, diciamo, un'esigenza. L'innovazione è anche quella, coprire un qualcosa che non esiste. Esistevano degli strumenti di supporto nelle automobili, quindi i navigatori, all'epoca si chiamavano così, adesso sono delle stazioni multimediali, che giravano su sistemi proprietari. L'intuizione di Abinsula è stata quella di portare dentro questi sistemi il sistema operativo Linux, che è poi il sistema che viene utilizzato in tutti i server del mondo oramai, che aveva soppiantato a sua volta i sistemi Windows. E questo li ha portati appunto ad essere una realtà molto importante, con centinaia di persone assunte, ma non solo, a diventare essi stessi incubatori di innovazione. Quindi dalla innovazione che hanno creato loro continuano a diventare agevolatori di innovazione nel contesto in cui vivono, ma non solo, è una realtà internazionale molto importante. Va bene, grazie a Gianluigi per il suo intervento e ci vediamo al prossimo speciale.